Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati in diretta e buon Natale da parte di noi tutti, del gruppo Media Nord-Est, di Antena 3 alle vostre famiglie, a chi ci segue anche in questa giornata. Abbiamo deciso di stare insieme, di tenerci compagnia. Avremo interviste, avremo contributi, collegamenti, insomma passeremo insieme questa giornata e cominceremo, lo dico subito, con un'intervista straordinaria. Tra poco vi presento il nostro primo ospite. In questa giornata sarà con noi anche il presidente, il governatore Luca Zaia. Poi vedremo gli auguri dei sindaci, non solo, insomma saremo insieme per capire anche che cosa succede in questa giornata speciale, importante, magica, che unisce le famiglie e appunto ci terremo compagnia. Saluto e ringrazio, sono veramente emozionato e contento che sia ancora con noi, poi particolarmente sono in questa giornata, il Patriarca di Venezia. Grazie a Monsignor Francesco Moraglia. Buongiorno Eccellenza. Buon Natale a tutti, buongiorno, buongiorno. Grazie davvero ancora per aver scelto e accettato il nostro invito in questa giornata importante. Senta, ce lo volevano portare via il Natale, no? L'Unione Europea con quella cosa strana, che cosa ne pensa? Beh, che la cosa dispiace perché si è arrivati anche a pensare e a proporre questo, cioè la storia non esiste più, le tradizioni dei popoli vengono cancellate in base a una richiesta di non offendere non si sa chi bene perché, riconoscendo semplicemente che il 25 dicembre si fa festa e il motivo della festa è il Natale. Nessuno è obbligato a vivere il Natale, però se il Natale è il Natale, chiamiamolo Natale, perché se entriamo nella logica in cui ognuno dice, costruisce una novità, sradicando dal terreno della storia, delle tradizioni, e qui io direi anche dalla vita vissuta dei popoli, in base a una decisione che è imposta dall'alto, e forse dobbiamo avere il coraggio anche di dire da minoranze che possono essere certamente influenti e lo dimostrano di essere influenti proprio nel momento in cui riescono a fare queste proposte, ma che non corrisponde al sentimento, ecco, dei popoli, del popolo. Quindi io credo che su questo bisogna stare attenti, perché che indubbiamente il Natale possa diventare una festa unicamente commerciale è un rischio, un pericolo, qualcosa che per noi cristiani deve essere guardato con una certa attenzione. Ecco, ma depennare una realtà come anche altre realtà che riguardano la storia e le vicende vissute lascia veramente, veramente perplesso come atteggiamento. Mi pare che abbiano capito, ecco, l'aria che tirava, e che siano ritornati indietro, ma forse perché è stato fatto notare che non era il caso di percorrere una strada che comunque sia non corrispondeva alla realtà. Vede, c'è una bella frase di Orwell che dice che la libertà inizia quando io posso dire a tutti che 2 più 2 fa 4. Senta, Eccellenza, mentre questo effettivamente, diciamo, racchiude un po' il senso anche di quello che è successo, quando noi ci vediamo in questo momento, no? Ci parliamo, poi vorrei parlare anche del senso che lei ha già toccato del Natale e quindi forse di quella luce che adesso un po' sembra ci manchi, ne abbiamo bisogno, no? In queste giornate, quindi poi ci arriveremo. Però mentre noi ci parliamo e ci vediamo ci sono tante famiglie che finalmente si vedono, si riuniscono anche con attenzioni, speriamo ovviamente in questo momento. Che messaggio vorrebbe mandare a loro in un momento come questo, cercando magari un po' di astrarsi, per quanto difficile ovviamente, da quel che stiamo vivendo?
È che intanto la festa ha un valore umano importante e che il far festa vuol dire anche non ridurre la vita semplicemente ai problemi, alle necessità, alle urgenze, alle scadenze, all'agenda, e questo credo che sia una cosa importante. Poi c'è una festa particolare che si chiama Natale, che noi continuiamo con gioia a chiamare Natale, nella quale viene data una notizia particolare, ecco, che per quanto le difficoltà possano attanagliare le generazioni, le epoche, le situazioni, il cristiano sa che Dio non lo lascia solo, e non semplicemente attraverso qualche messaggio, qualche parola, ma coinvolgendosi direttamente nella storia. Ecco, io credo che si vive bene il Natale quando si prende sul serio questo evento scandaloso, ecco, per chi ragiona non considerando che Dio, oltre a essere onnipotente, è anche un amore infinito, quindi escogita una modalità che forse a noi uomini non appartiene, ma direi che è l'esaltazione ultima di quello che poi Gesù è venuto a chiederci nel momento in cui ci chiede il perdono. Nel momento in cui ci chiede di perdonarci, chiede di fare un atto di gratuità e di fiducia nei confronti di un'altra persona che ci domanda il perdono. Ecco, Dio è superiore a questo atteggiamento, perché ci perdona anche sapendo che l'uomo può rimanere libero nel rifiutare questo perdono. Quindi vede, il Natale è bello dire che è una notte magica, è bello dire che è pieno di fascino, è molto bello insegnarlo ai nostri bambini, e io direi ai genitori che hanno i bambini piccoli: aiutateli a penetrare il fascino del Natale. Però vede, il Natale è anche una proposta antropologica, al di là di questa parola che può sembrare un po' difficile, è una proposta fatta all'uomo attraverso un profilo umano e un progetto umano che si chiama il bambino di Betlemme, che poi diventerà l'adolescente, che poi diventerà l'uomo Gesù, che poi parlerà, ecco, col Vangelo. Quindi dobbiamo recuperare qualcosa che molte volte non è presente nella nostra vita, perché la nostra fede forse non è a sufficienza maturata, no? Ma nel Natale c'è tutto. Il Natale è un seme. Ecco, io vorrei lasciare un po' questo pensiero. Il Natale è un seme. Vede, nel seme c'è già l'albero, anche se non è lì, non è presente, però c'è già l'albero, e quel piccolo seme che io posso confondere, se non sono esperto in scienze agrarie, no? Il seme della pera e il seme del melo, e li vedo, sembrano uguali, eppure lì c'è l'albero che darà pere, l'albero che darà mele, e così via. Ecco, il Natale è proprio questo inizio, questo cominciare una vicenda umana. Certo, una crescita poi, no? Anche una formazione e tutto. Senta, eccellenza, guardando il presepe, sono figure Giuseppe, Maria, il bambino che lei appunto ha citato, l'asino, il bue, poi arrivano i re magi, però ci sono un po' tutte le figure, no? È la vita, è il lavoro, c'è tutto. Ci sono anche quelle pecorelle. Ci sono secondo lei oggi più pecorelle smarrite? Beh, guardi, io penso che al di là dell'idealità, che poi può essere anche differente, ma lo smarrimento delle persone è veramente notevole, pesante. Sì. Per non parlare poi dello smarrimento degli adolescenti, proprio per l'età che stanno attraversando,
e perché evidentemente in un adolescente ci sono delle domande più forti, più intense, più radicali. E vede anche bene che in un adolescente ci sia anche la componente della ribellione. Io parlo di una sana ribellione, non di una ribellione patologica che accompagna certe persone tutta la vita e le rende solo arrabbiate, ma ci sono anche delle stagioni della vita in cui la curiosità, gli stimoli, le domande sono più fondamentali, appartengono di più a quel periodo della vita. E vede, le persone sono molto, molto confuse, smarrite. Dobbiamo recuperare, direi, un contatto con la realtà. Vede, io non vorrei dire una cosa che potrebbe essere fraintesa. La pandemia è stata una iattura, ecco, è stato qualcosa di terribile, di tremendo, però ci ha obbligato anche a ripensare alcune cose. Per esempio? Esempi molto semplici, no? Noi davamo per scontato la relazionalità. Certo. Era qualcosa che faceva parte della quotidianità. Adesso abbiamo visto in certi periodi, adesso meno, ma soprattutto alcuni mesi fa, l'anno scorso, cosa voleva dire la solitudine. Noi faremo i conti con questa pandemia non solo dal punto di vista tragico delle vite umane che il Covid si è portato via, ma faremo anche il conto con questa pandemia per quello che riguarda le ferite dell'anima, della psiche, la solitudine, che ha messo in evidenza non solo il disagio anche da parte di alcune famiglie di poter dare ai propri figli degli strumenti per la didattica a distanza, e quindi sono rimaste comunque sia delle scoperture che rimarranno nel curriculum scolastico di alcuni ragazzi, ma anche la solitudine nella mancanza dei rapporti. L'altra cosa che ci ha insegnato questa pandemia, che forse è ancora più radicale, è che l'uomo appartiene a un essere fragile. Noi siamo stati un po' abituati anche da una certa cultura tecnoscientifica e prima ancora da un pensiero filosofico a pensare l'uomo in splendida solitudine e autonomia. Mentre questa pandemia ci ha fatto toccare con mano, al di là, ripeto, dell'idealità che una persona può avere rispetto a un'altra persona, che l'uomo comunque sia è fragile, comunque sia l'uomo deve fare i conti con una precarietà che appartiene alla sua costituzione. Noi siamo costitutivamente delle persone fragili, deboli. E allora la cosa che poi la pandemia avrebbe dovuto insegnarci è che la solidarietà è fondamentale insieme alla sussidiarietà, no? Noi non dobbiamo pensare a una cultura, a una pedagogia oppure anche a una società assistenzialista, perché questo sarebbe non rispettare neanche le persone che si intendono aiutare, ma dobbiamo pensare a una società che dà a tutti la possibilità di percorrere un tragitto personale di realizzazione. E allora i due termini che vanno tenuti strettamente insieme sono solidarietà e sussidiarietà, che diventano un po' qualcosa che può illuminare anche il superamento di certi momenti difficili come quello della pandemia, che speriamo di aver messo almeno per gran parte di essa dietro le nostre spalle, anche se siamo obbligati a pensare che i mesi futuri saranno difficili anche per i colpi di coda legati alla pandemia, per quello che riguarda per esempio anche la caduta del PIL che c'è stata nell'anno precedente,
e i colpi di coda li vedremo, ecco, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, nonostante molti indicatori, ecco, ci siano già, certo, più che positivi. Allora, sussidiarietà, diciamo, è il famoso insegnare a pescare e non regalare i pesci, no? Però, oltre a questo ragionamento, c'è una cosa che spaventa e noi ne parliamo sempre tanto, cioè, la spiego come l'ho sempre interpretata, cioè noi abbiamo perso amici, abbiamo cancellato amicizie, quello che la politica non ci aveva spinto a fare, cioè questa società con percentuali, lo sappiamo, minoritarie, è fortemente divisa. Cioè, eccellenza, che mondo è dopo la pandemia, sperando che finalmente riusciremo a parlare di un dopo pandemia, però con queste forti contrapposizioni, con questo dialogo che non c'è più, non c'è possibilità di dialogo tra due parti, una numerosa e una minoritaria per quanto tale, ma che è sempre parte di questo mondo, sono i nostri vicini, i nostri colleghi, i nostri amici, cioè che mondo è dopo quello che stiamo vivendo? Come si recupera? Sì. La pandemia ha messo in evidenza quello che era già in atto in modo soffice, in modo latente. La pandemia ha esasperato, ha velocizzato un movimento. Come tutti i momenti di emergenza mette in evidenza le criticità. Quindi evidentemente c'era qualcosa sul versante da lei indicato che già precedentemente riguardava la nostra società. Io faccio un esempio per andare proprio nella linea che lei diceva prima, per esempio la difficoltà ad intendersi tra generazioni. Noi sappiamo una cosa, che in Italia l'ammortizzatore sociale primo è la famiglia. Esatto. Perché la famiglia aiuta le giovani generazioni e la famiglia poi aiuta in mille modi, a secondo quelle che sono le possibilità, aiuta anche i nostri vecchi, e dico questa parola vecchi nel senso migliore del termine, i nostri anziani, coloro che ci hanno portato sulle spalle, che ci hanno portato a essere persone adulte, mature, autosufficienti anche dal punto di vista sociale, no? Ecco, però c'è questa difficoltà ad intendersi non solo all'interno della stessa generazione, ma tra le generazioni. Evidentemente qualcosa va ripensato che la comunione è una realtà che precede anche le legittime differenze. Nel momento in cui lei ed io possiamo avere anche un confronto perché determinate cose le vediamo, le sentiamo diversamente, però non dobbiamo dimenticare che siamo due uomini, facciamo parte di una realtà comune. Ecco, questo mettere in alternativa realtà che costituiscono la società, giocare su questo modo, direi, battagliero di affermare i propri diritti, quasi pensando che non possono essere condivisi con diritti altrui. Ecco, questa animosità, questo modo, direi, di affermare il proprio io, questa autoreferenzialità, questo io che non sa più dire la parola noi, certo. Non pensare che io mi realizzo nel momento in cui so dire qualcosa di significativo e anche fare qualcosa per la mia comunità, e che la comunità è tale quando valorizza i singoli. Ecco, recuperare queste dinamiche, direi, culturali, sociali, pedagogiche, ecco, che costituiscono anche per il cristiano l'espressione del Vangelo.
Quando si parla del pensiero sociale della Chiesa, della dottrina sociale della Chiesa, si parla di tutte queste realtà. Ecco perché prima dicevo che il Natale è l'inizio di un progetto e che il Natale va difeso anche nella bellezza della notte di Natale, il fascino della notte di Natale. Ma il Natale è l'incipit, è l'inizio di questa progettualità che la persona di fede, la persona credente traduce poi anche in scelte culturali, in scelte sociali, in scelte di rapporti economici, per cui poi la frase siamo tutti sulla stessa barca oppure siamo un arcipelago e non siamo delle isole ha un suo significato, ha un suo senso, se no rimane unicamente un'affermazione così ridondante, più retorica che realmente significativa. Ecco, Eccellenza, volevo portarla su un altro tema, un altro paio di temi veloci, ma non per questo meno importanti, anche perché lei è molto sensibile ovviamente al lavoro ed è una delle componenti di quella crescita che dicevamo, di quella serenità che lei citava. Ha dato un segnale molto forte in questi giorni sulla speed line, sperando che appunto sia scongiurata la chiusura, quindi la perdita di lavoro di moltissime persone nell'area del Veneziano. Il lavoro è quello che ha sofferto in questi quasi 2 anni le conseguenze ovviamente della pandemia. Come sta il territorio secondo lei, quello che lei rappresenta più largamente questo nord-est dal suo punto di vista? In questo nord-est dobbiamo dire che c'è la spina dorsale di quella che è l'economia italiana. L'economia italiana, oltre il 98%, è costituita da aziende medio-piccole e le aziende medio-piccole appartengono alla cultura del Veneto, appartengono alla cultura delle nostre terre, della nostra terra, del nostro territorio. Ed è certamente preoccupante, ecco, che il sistema veneto abbia dovuto pagare uno scotto grosso per quello che riguarda il sistema bancario. Era importante una banca che fosse collegata col territorio. Io capisco le dinamiche del grande capitale a livello mondiale, certo, però noi sapevamo che il sistema bancario del Veneto era qualcosa che nasceva dalla cultura, dall'anima, dalle tradizioni, dalle scelte che la nostra gente aveva fatto. E le aziende medio-piccole sono frutto molte volte del lavoro di operai che si sono messi in proprio, che hanno avuto questo coraggio, di famiglie. Ecco, credo che sia qualcosa su cui dobbiamo essere molto attenti, molto presenti. Certamente quando le proprietà passano da realtà, famiglie, gruppi che sono costituiti sul territorio e quindi dico non in modo retorico ma che amano il territorio perché appartiene a loro il territorio, ma diventano delle proprietà che hanno sede poi in altri, non dico continenti, ma certe volte anche continenti, ma certamente in altre nazioni, in altre aree geografiche. Ecco, allora si rischia veramente di diventare dei numeri e gli operai, gli uomini diventano anche le donne che lavorano in azienda ai vari livelli, anche dirigenziali, anche impiegatizi, diventano dei numeri. E questo è qualcosa su cui dobbiamo cercare di mantenere ferma l'attenzione. Vede, lei accennava probabilmente alla giornata di domenica 19, quando siamo andati a supportare, ecco. Io ho risposto a una lettera che mi è stata inviata dai sindacati, dalla CISL e dalla CGL, i rami, ecco, dei metalmeccanici, la FIM e la FIOM,
E ho risposto subito, anche preferendo questo impegno ad altri, cercando anche di spiegare che per noi, perché immagino, ecco, che la proprietà sentisse, ecco, questa manifestazione, quindi parlare in quel momento voleva dire, ecco, sopposare anche le parole, ma che fosse chiaro che non erano solo delle famiglie, parliamo di 600-700 famiglie che erano a mani nude, ecco, di fronte a un problema più grande di loro, ma voleva essere in qualche modo tutto il territorio. E io ho parlato anche di una contrattazione, se il caso tenace, ma non ostile in partenza. Nello stesso tempo però, ecco, ricordando anche quella che è la politica aziendale di Roland, di Speedline, ecco, dicevo che sarebbe bella l'occasione di poter verificare che quella condivisione, ecco, che diventa la forma culturale e politica dell'azienda, potesse essere verificata in questo frangente. Sì, infatti a quello facevo riferimento. Senta, eccellenza, veramente l'ultima battuta, la nostra basilica come sta? La basilica di San Marco, l'acqua alta, i lavori, ha un appello da fare? Le rispondo diplomaticamente, poi le dico un po' alcune cose. Va bene. Potrebbe star meglio, ecco, potrebbe star meglio. Potrebbe star meglio perché lei ha accennato all'acqua alta, che è purtroppo un ospite frequente della struttura della nostra basilica. E poi adesso abbiamo iniziato dei lavori che per alcuni intoppi burocratici purtroppo da qualche settimana sono fermi. E questo aggiunge un problema ai problemi. La Basilica, guardi, è il cuore della diocesi ed è, credo, anche il cuore un po' delle nostre terre venete, no? Perché in Basilica abbiamo l'Evangelista Marco che dà un po' il nome, se lei si ricorderà, al Manzoni, terra di San Marco, no? E quindi la Basilica non è solo di tutti perché è un gioiello artistico e conosciuto ovunque nel mondo, ma perché per noi veneti, per noi credenti, è veramente quell'inizio di idealità a cui facevo cenno prima. Vede, la Basilica è molto bella, ma quel bello della Basilica nasce dalla verità della fede, quindi dalla verità del Natale. E ritorniamo sul punto fondamentale. Speriamo di poter dire che siamo liberi, incominciando da dire che 2 più 2 fa 4. E quindi auguro a tutti non solo un buon Natale, ma anche un santo e sereno Natale. C'era una parte in cui doveva dire delle cose cattive, poi, no? Dico che i lavori potrebbero andare un po' meglio. Ho parlato proprio nei miei giorni scorsi con chi ha la responsabilità, ecco, e mi diceva che purtroppo l'intoppo adesso è burocratico. Speriamo di poter sciogliere e poter dar seguito quindi a questi lavori, perché come lei dice la stagione nella quale siamo entrati è quella delle acque alte più ricorrenti, più frequenti, anche se le devo dire che in questi ultimi anni i livelli delle acque alte sono sopra la norma e la frequenza delle acque alte, non sempre a livelli estremi, ma stanno diventando ricorrenti e quindi vengono intaccate alcune parti murarie, soprattutto dei mosaici, delle colonne, che avranno sempre più difficoltà a essere restaurate, anche non dimenticando che certi materiali di cui è costituita la nostra basilica vanno in esaurimento, e quindi motivo di più per prevenire piuttosto che dover riparare i danni dell'acqua granda o dell'acqua alta. Grazie davvero al Patriarca di Venezia Francesco Moraglia, grazie per essere stato con noi. Buon Natale, buona giornata di Natale a tutti.
Grazie ancora a lei, buon Natale ovviamente, grazie. Noi ci rivediamo tra pochi istanti con il governatore